Questi monumenti funerari in marmo furono rinvenuti presso l'antico insediamento dell'entroterra soluntino sito sul Pizzo Cannita, entro tombe a camera ipogeica. Essi sono riferibili ad un genere artistico tipico della Fenicia, anche se di origine egiziana, che si sviluppò a partire dal secolo VI a.C., che ebbe una particolare fioritura a Sidone tra il V e il IV secolo. Si tratta di una tipologia di matrice vicino-orientale sulla quale si innestano iconografie e stilemi di dubbia derivazione greca. Il sarcofago è coperto da un coperchio che riproduce la figura femminile panneggiata, il corpo, le cui parti sono interamente definite e realizzate ad alto rilievo. Dal busto sporgono in evidenza i seni. La mano sinistra regge un unguentario, 4 prese quadrangolari disposte dietro la testa sulla base ai 2 lati delle braccia erano destinate allo spostamento del coperchio. La cassa era decorata all'esterno con scene figurate dipinte in blu e rosso, di cui restano tracce solo sul lato destro. Questa decorazione, oggi perduta, è riprodotta in un'incisione. Un motivo ad opuli marginava in alto la decorazione figurativa costituita da seri quadri metopali. Queste statue sono state trovate vicino Misilmeri, all'ingresso di Misilmeri. Misilmeri è un paese, una città di 30.000 abitanti, molto importante perché si trova all'ingresso di Palermo a est. Per entrare a Palermo bisogna passare da Misilmeri. È stato sempre il centro della importanza strategica della città di Palermo. Tutti gli eserciti per conquistare Palermo dovevano entrare da questa parte, dai Romani fino a Garibaldi. Questi strani, per la Sicilia, diciamo singolari, ritrovamenti sono stati fatti in epoca recente. Il ritrovamento è del 1695 e del 1863 fu acquistato dal Ministero della Pubblica Istruzione e esposto al Museo di Palermo insieme all'altro rinvenuto nel 1695. Quindi 1725 insieme al corredo contenuto nel suo interno e 1695, a distanza di 30 anni l'uno dall'altro. Adesso si trovano nel Museo Archeologico di Palermo.